L'imprenditore trevigiano Giorgio Palesa, raggirato da un finto vigile, da un finto tecnico, mi hanno portato via tutto. In città in giornata altre 10 segnalazioni ai carabinieri. E ladri ancora in azione tra Roncade e San Cipriano, un solo colpo a segno, ma in un'abitazione già svaligiata, con la proprietaria che avverte: non tornate più, non c'è più niente da rubare. I carabinieri del RIS a Treviso oggi per esaminare la bicicletta di Vincenza Saracino, uccisa a Canizzano. Si cercano tracce di DNA e impronte. Intanto nella chiesa del quartiere trevigiano celebrati i funerali. L'omicidio di Anica Panfile sul Piave, verso il giudizio immediato Franco Battaglia, il 77enne veneziano accusato di omicidio volontario. Dal carcere l'assessore alla mobilità di Venezia, Boraso, fa sapere attraverso il suo avvocato di essere fortemente preoccupato per la sua famiglia. Nell'inchiesta per corruzione emergono nuove intercettazioni. Istituita in Consiglio regionale la giornata dell'autonomia per celebrare ogni anno il referendum del 2017, polemiche le opposizioni, a ring la deputata Dem Scarpa ha rincarato. Al Museo Bailo di Treviso aprono 10 nuove sale, in mostra oltre 380 opere donate nel tempo da cittadini amanti dell'arte, donazioni e donatori, il titolo del percorso espositivo. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Moraglia. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Treviso. Avete sentito che abbiamo anche questa sera un'ampia pagina dedicata alle truffe e ai furti in casa, ve la proporremo tra pochissimo. Intanto andiamo a sentire quelli che sono gli aggiornamenti di oggi rispetto al delitto ancora irrisolto di Canizzano, l'uccisione di Vincenza Saracino. Carabinieri del RIS a Treviso oggi per cercare sulla bicicletta della donna tracce di DNA e impronte. In chiesa a Canizzano intanto in 400 per l'ultimo saluto. Nel giorno dell'addio a Vincenza Saracino, investigatori del RIS di Parma al lavoro al comando dei carabinieri di via Cornarotta per esaminare la bicicletta della donna, quella rinvenuta sul luogo dell'omicidio della cinquantenne, ritrovata senza vita in via Maleviste a Canizzano esattamente 2 settimane fa. Sulla bicicletta di Vincenza si cercano impronte e tracce biologiche, quindi DNA, che potrebbero appartenere all'individuo che le ha inferto le 5 coltellate mortali tra il collo e lo zigomo. Gli inquirenti sono certi di essere a buon punto nell'individuazione del responsabile, anche se il fascicolo rimane tuttora a carico di ignoti. Carabinieri che erano presenti nella chiesa di Canizzano anche alle esequie della donna, nella convinzione che l'assassino sia da cercare nella cerchia delle conoscenze e delle normali frequentazioni di Vincenza. In 400 si sono stretti al marito Fabio Stefanato e alla figlia Matilda. Tutti siamo qui stamattina con un cuore ferito, con una parola impegnativa perché e con tante altre domande. Ma in particolare siamo qui come cristiani che desiderano affidare a Gesù risorto Enza. Le ferite inferte a Enza sono insanabili anche per chi l'amava. Ci domandiamo come curare questa ferita. Alcuni dicono non guarirà mai. In alcune culture orientali, quando un oggetto in ceramica si rompe, lo si ripara con l'oro, poiché si è convinti che un vaso rotto possa diventare più bello di quanto non fosse in origine. Non siamo qui per giudicare o condannare, prosegue il sacerdote, questo lasciamolo fare alla magistratura. Siamo qui per salutare Vincenza, semplice ed esuberante insieme, per 28 anni accanto al marito Fabio. Mite, l'antitesi della violenza di cui è rimasta vittima, che non esprime, dice Don Rodolfo, nessuna forza. Niente patente, Vincenza ha affrontato la vita in bici e così il sacerdote l'ha salutata. Buon viaggio in bici, Carenza. Buon viaggio verso il cielo. L'ultima benedizione in cimitero tra la commozione di familiari e amici. È un dolore grande, è assurdo tutto, basta. Un altro omicidio, quello di Anica Panfile, verso il giudizio immediato. Franco Battaglia, il 77enne veneziano accusato di omicidio volontario e distruzione poi del corpo della donna.
Franco Battaggia in carcere a Santabona con la grave accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Ora la Procura di Treviso ha chiesto per il 77enne veneziano il processo con rito immediato. La richiesta è stata presentata al giudice per le indagini preliminari che risponderà entro qualche giorno. Il presunto killer della donna non passerebbe quindi attraverso l'udienza preliminare. Annika Panfile fu trovata morta in un isolotto del Piave il 21 maggio 2023. A scoprire il corpo della 31enne di origine romena, mamma di 4 figli, un pescatore che aveva immediatamente dato l'allarme. Le indagini dei carabinieri hanno portato a ricostruire le ultime ore della donna. L'ultimo a vederla viva, il 18 maggio, era stato proprio Battaggia, che era andato a prenderla e l'aveva portata a casa d'Arcade. Da quell'appuntamento non sarebbe uscita viva. Il 77enne aveva detto agli investigatori di aver incontrato Annika per consegnarle alcuni documenti. Lei infatti aveva lavorato per lui l'anno prima. Quel pomeriggio i due avrebbero fatto uso di cocaina, poi ci sarebbe stata una discussione e una lite degenerata. Lui l'avrebbe colpita alla testa e l'avrebbe soffocata mettendole una mano nella bocca. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe avvolto la donna in un tappeto e poi avrebbe raggiunto il canale della Vittoria a Lovadina e si sarebbe sbarazzato del cadavere. Il pick-up del 77enne era stato ripreso più volte da alcune telecamere di videosorveglianza proprio nella zona dove sarebbe stato gettato il corpo. Luigino De Biase, il compagno di Annika, si costituirà come parte civile insieme ai figli e alla mamma della 31enne. La morte invece di Alex Marangon saranno determinanti gli esami tossicologici sul 25enne per accertare se avesse assunto sostanze psicotrope. Se così fosse, potrebbero non essere del tutto attendibili le dichiarazioni rese dai testimoni che avrebbero ingerito i medesimi allucinogeni. Troppi misteri ancora sulla morte di Alex Marangon. Gli accertamenti effettuati sul luogo della tragedia all'abbazia di Vidor non avrebbero consentito di arrivare ad una vera svolta. Il sopralluogo dei vigili del fuoco che si sono calati dal terrazzo dove si ipotizzava potesse essere caduto il ragazzo non avrebbe dato esiti positivi. Nessun ramo rotto, nessun pezzo di stoffa, di vestito che possa far pensare alla caduta. Ma tra la fine di luglio e i primissimi giorni di agosto dovrebbero arrivare gli esiti degli esami tossicologici effettuati durante l'autopsia sul corpo di Alex Marangon. Se fosse dimostrato che il giovane avesse assunto delle sostanze psicotrope o allucinogene, le medesime ingerite dai partecipanti all'evento, questo potrebbe rendere le loro dichiarazioni non del tutto attendibili. Come potrebbero aver avuto la lucidità di sentire, vedere o percepire? Quelle tisane, ha spiegato il capo della procura Marco Martani, potrebbero avere delle conseguenze a livello psichico molto forti e quindi non sappiamo se i ricordi delle persone possono essere annebbiati dagli effetti psicotropi. Se la procura tornasse alle ipotesi iniziali di morte in conseguenza di altro reato, chi ha portato o reso disponibili quelle sostanze potrebbero essere indagati per favoreggiamento alla cessione di stupefacenti. Gli organizzatori, i 2 curanderi, ma anche il proprietario dell'abbazia. Rimane comunque in piedi per ora il fascicolo per omicidio volontario, ma nessuna pista viene esclusa. Un caso non facile, hanno spiegato gli inquirenti. All'appello mancano ancora i 2 curanderi, Johnny Benavides e Sebastian Castillos, che presto saranno ascoltati dai carabinieri. Secondo quanto hanno riferito agli investigatori, alcuni dei partecipanti al rito sciamanico, dopo la scomparsa di Alex, sarebbero andati a cercarlo nel bosco vicino al Piave. Ma l'oscurità ed il momento avrebbero reso le ricerche ancor più difficili. La certezza, l'allarme è stato dato intorno alle 6 del mattino, poi sono scattate le ricerche a tappeto nella zona fino a quando il corpo di Alex è stato visto sul Piave a Ciano del Montello. Le gravi ferite riscontrate hanno poi posto tanti interrogativi. Aggredito, una fatale caduta, ma da dove? E proprio in forze alla Procura di Treviso è arrivata una nuova PM, classe 1988, Maria Giulia Rizzo, originaria di Parma, laureata a pieni voti in giurisprudenza proprio all'Università di Parma. Dopo il tirocinio a Bologna ha svolto per 6 anni le funzioni di PM a Rovigo. Sue le indagini sul caso dell'omicidio Curti, l'uomo ucciso e martoriato dalla coniuge, e altre indagini di rilievo. Prende il posto della collega Valeria Peruzzo, destinata alla Procura di Padova. E ora, come annunciato nei titoli, torniamo all'allarme truffe tra gli anziani. Ha voluto raccontare ai nostri microfoni quello che gli è successo l'imprenditore, il noto imprenditore trevigiano Giorgio Palesa. Travestiti da vigile e tecnico mi hanno portato via tutto, ha detto ai microfoni del nostro Lucio Zanato.
Giorgio Palesa, ci viene da dire che se capita a lei vuol dire che può capitare veramente a tutti. Per quello sono molto triste. Mi è capitato e probabilmente se lo fanno di nuovo ci casco di nuovo. Truffe agli anziani. Questa volta è capitato a Giorgio Palesa e alla moglie Paola. Una storia come tante altre accadute in passato, con la variante del protagonista che dall'alto dei suoi 83 anni da imprenditore di truffe, raggiri e altri magheggi finanziari e non ne ha visti davvero tanti. Ma quello accaduto a casa sua oggi pomeriggio ha un che di teatrale. Sono stati talmente bravi, è stata una commedia di Totò. Così bravi da raggirare non solo lui, ma innanzitutto la moglie, attirata dal classico campanello del cancello d'entrata. E vedo un signore con una tuta dell'acquedotto, d'operaio, e mi dice: signora, siamo venuti a fare un controllo all'acquedotto. Sostanza acida sulla conduttura con effetti esplosivi, rilevabile da un sensore che l'uomo mette sotto ai rubinetti prima della caldaia dal piano terra, poi al bagno padronale. In casa, dentro, in bagno, ha spruzzato perché io mi sono spostata per aprire un altro rubinetto e lui naturalmente, io senza vedere, l'ho fatto così e si è sentito l'odore di gas. E lì ti sei... E lì ho detto: mamma mia, qua c'è proprio un guasto. A quel punto l'operaio consiglia alla signora di prendere denaro e preziosi e metterli in frigorifero per evitare possibili esplosioni. Deve levare via tutto, mettere dentro su un sacchettino e lo proteggiamo in frigorifero. In frigorifero, ho detto io, sono rimasta così, ho detto: no, guarda, le posso tenere, ma io vado in giardino. No, dice in frigorifero perché lì sono isolati. Nel frattempo in casa si presenta un altro uomo vestito in tutto e per tutto da vigile urbano che intrattiene Giorgio Palesa. Si è messo qua, abbiamo parlato del più e del meno. Mi è stato talmente simpatico che, come ho detto, ti devo regalare il mio libro. E il Rolex? Allora mi ha detto che c'era in pericolo il Rolex. Dovevo metterlo in frigo. Passa qualche minuto e l'operaio con una radiolina parla ad una sedicente centrale e comunica alla coppia e al vigile che deve fare un altro intervento e i due spariscono in pochi istanti. E io allora, quando ho visto che sono spariti, sono andata nel frigo, ho guardato il mio sacchettino con le mie cose, era sparito. Resta l'amara consolazione che non c'è stata violenza, ma anche il dovere civico di non vergognarsi e divulgare l'accaduto. È una truffa agli anziani, questo non deve succedere, è immorale. Ma non sono arrabbiato con loro, sono arrabbiato con me stesso, non deve succedere una roba del genere. Per favore, amici, non aprite la porta a nessuno. Queste allora le parole di Giorgio Palesa, una decina le truffe simili a questa che sono state segnalate oggi ai carabinieri e tra l'altro proprio lo Spige, la CGIL, ha diffuso un comunicato nel pomeriggio mettendo in guardia gli anziani, avendo raccolto diverse segnalazioni, ci scrivono, sul territorio. Si promuove efficientamento energetico a costo zero ma non c'è alcun riferimento ad un'azienda, quindi torniamo anche noi ad appellarci come Giorgio Palesa proprio ai più anziani e ai pensionati: fate davvero attenzione, una verifica in più può essere fondamentale. E poi ci sono i furti che stanno continuando tra Roncade e San Cipriano dopo i ladri acrobati che vi abbiamo raccontato ieri in via Longhin. Altro pomeriggio e altra serata di colpi a San Cipriano in via Garibaldi. Vediamo. Basta, io a casa non ho più niente per nessuno. Quindi questo è l'appello ai ladri? Sì, questo è l'appello per i ladri, io ho già dato, non ho più niente da dare a nessuno. È davvero esasperata la signora Francesca. In pochi anni 3 volte i ladri in casa e l'ultima visita ieri pomeriggio. Qua era tutto verde, era tutto chiuso da vegetazione praticamente. Guarduto, la finestra questa. Entrai da qua praticamente. Entrai, andati in stanza, andati dentro in casa e ha portato via quello che ha trovato. Ladri attenti a tutto, anche le bottigliette d'acqua. 6:30 ieri sera mi sono accorta. Ma lei è tornata a casa dal lavoro? Sì. E quindi ha trovato il lavoro e sì. Ha trovato la finestra aperta? Sì, mi sono accorta per una bottiglietta dell'acqua che prima non c'era sopra il tavolo, perché di solito la metto qua per dargli l'acqua. Quindi hanno spostato la bottiglietta d'acqua per entrare? Sì. Professionisti dello scasso, visto che hanno forzato l'infisso facendo saltare la ferramenta della blindatura. Rotto tutto, io ho proprio rotto tutti gli attacchi delle finestre
Probabilmente sono i stessi ladri che poco prima avevano tentato di entrare in questa abitazione di via Garibaldi a Roncade, senza risultato, ripiegando quindi sulla casa di via San Cipriano, dove hanno rovistato ovunque, portando via gli ultimi preziosi rimasti. Adesso ha già rimesso a posto tutto, immagino. È la prima roba che si Direi di sì, tutte le lavatrici fatte, sì. Un po' ieri sera, un po' stanotte, un po' stamattina. E tra i cassetti rimessi a posto, i vestiti invece rimessi a lavare, è saltata fuori anche una seppur magra consolazione. Il Megà sa un orecchino, l'unica roba che il Megà sa che gli è caduto. Mi è rimasto il ricordo dell'ultimo furto. Questo è il resoconto. Dunque, adesso apriamo la pagina dedicata al terremoto giudiziario che ha investito il Comune di Venezia. L'assessore Renato Boraso in custodia cautelare in carcere a Padova è provato ma determinato a difendersi, così dice il suo legale, mentre il collega che invece difende il sindaco Luigi Brugnaro si dice esterrefatto per le accuse che sono inspiegabili, dice. L'ho visto provato, penso soprattutto alla sua famiglia, alla mamma, alla moglie, ma l'ho visto anche però determinato, devo dire la verità, determinato nel voler riuscire a dimostrare proprio che il suo operato è sempre stato corretto e sempre improntato alla trasparenza. Nel secondo giorno di detenzione nella casa circondariale di Padova, l'assessore Boraso parla tramite il suo legale, non nasconde preoccupazione per la famiglia e l'anziana mamma, ma è intenzionato a difendersi. Si è studiato l'ordinanza, ha cominciato a mettere giù degli appunti su tutto, attende di vedere il fascicolo. Per verificare le ipotesi accusatorie e quindi per prendere anche contezza degli atti di indagine, proprio per, a mio modo di vedere, per dimostrare proprio la sua innocenza. Ecco. Dal canto suo, l'avvocato nominato questa mattina come difensore di Boraso sta decidendo ancora come muoversi. Non è ancora stato fissato per me l'interrogatorio, non ho ancora gli atti, ho solo l'ordinanza. Spero che domani mi vengano depositati gli atti e quindi poi glieli porterò in carcere e cominceremo a studiarli. Esterrefatto, proprio come si è definito il suo cliente, l'avvocato del sindaco Brugnaro. Esterrefatto per due ragioni. La prima perché il sindaco Brugnaro ha ricevuto soltanto un'informazione di garanzia, non ha subito alcuna perquisizione, per questa ragione non ha diritto ad alcun accesso agli atti d'indagine. Allora, se dobbiamo fare un ragionamento soltanto su informazioni di garanzia, non riusciamo a ragionare, perché non ci spieghiamo il senso dell'accusa. Rampinelli spiega la questione dei Pili e di Palazzo Papadopoli. Pili. L'accusa sembrerebbe ipotizzare un interessamento del sindaco per consentire l'edificabilità di questa vasta area. Quest'area è altamente edificabile per volontà delle amministrazioni precedenti al sindaco Brugnaro. La storia di Palazzo Papadopoli è semplicissima. Amministrazioni precedenti, in epoche precedenti, stimano nell'ordine di 14 milioni di euro il valore di questo palazzo. Procedono, come si deve procedere per legge, a delle aste pubbliche per l'assegnazione, non partecipa nessuno. Successivamente, come prevede la legge, si deve rifare la stima. La stima non può essere identica alla precedente. Sull'intercettazione poi tra Brugnaro e Boraso, Rampinelli spiega. Il sindaco l'ha letta sui giornali, quello che ricorda è che semplicemente immaginava aiuti alle campagne elettorali e giustamente come sindaco gli ha detto di fare attenzione. Intanto Brugnaro ha convocato un vertice con gli esponenti della maggioranza per dire loro di andare avanti. Il sindaco Brugnaro non rassegnerà nessuna dimissione perché non solo non ha nulla da nascondere, ma l'ha spiegato, ha ancora tante cose da fare per il Comune di Venezia prima della fine del proprio mandato. Quindi questo è proprio escluso. Non farebbe il bene della comunità veneziana. Quindi è probabile che noi nei prossimi giorni lo potremo anche incontrare in qualche conferenza? Io non conosco l'agenda del sindaco Brugnaro, ma di certo non si nasconderà da nessuna parte perché non ha nessuna ragione. Le indagini sono ancora in corso e sicuramente ci saranno degli sviluppi, ha dichiarato il procuratore Cherchi, ascoltato in commissione antimafia, ma non sono emersi, ha concluso, collegamenti di alcun tipo con la criminalità organizzata. Era un'attività autonoma.
E sono numerose le intercettazioni che compaiono nelle oltre 170 pagine dell'ordinanza di custodia, tra queste una in cui l'assessore Boraso dice di voler fare una causa milionaria al Comune di Venezia per la questione della società Park 4.0. Bisogna fare una causa di 10 milioni di euro di danni al Comune che ci ha preso per il C, come ho sempre detto. A parlare l'assessore comunale alla mobilità Renato Boraso in un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP definita dal giudice rivelatrice della completa immedesimazione con l'interesse privato della società Park 4.0 SRL da parte dell'assessore, che dovrebbe, si legge ancora, esclusivamente perseguire l'interesse del Comune e che invece arriva al punto di proporre una causa milionaria contro il Comune che in teoria dovrebbe rappresentare. Boraso sta parlando con l'avvocato Zambelli, si legge ancora nell'ordinanza, come se fosse lui il titolare della Park 4.0, che rientra tra gli 11 episodi di corruzione contestati all'assessore, venuti a galla anche grazie alle intercettazioni che ancora una volta si sono rivelate fondamentali, come dichiarato dal procuratore Cherchi. Noi abbiamo sempre, non solo in questo caso, ritenuto che le intercettazioni di per sé non possono costituire prova di niente, perché bisogna valutare come vengono dette, quando vengono dette, come vengono rapportate tra i soggetti. Si può scherzare, si può dire cose serie. Ecco, noi abbiamo cercato di individuare all'interno delle intercettazioni le cose, come dire, serie, cioè quelle che effettivamente non potevano essere mal interpretate da noi, con gli accertamenti che la Guardia di Finanza ha effettuato con, come ho detto prima, con intelligente partecipazione all'indagine. Tra quelle più rilevanti, oltre le già citate nelle più di 170 pagine dell'ordinanza, anche quella tra Boraso e l'imprenditore rivierasco Fabrizio Ormenese, l'altro arrestato e portato in carcere. Ascoltami, si legge, quando è a posto con l'operazione, siccome tu mi hai dato una mano e tutto, io ti faccio un bonus di 200.000. Non ti ho detto niente, tu non sai niente. Il contesto è relativo alla vendita di un terreno dell'immobiliare Venezia nel 2022 per la quale Boraso avrebbe chiesto 40.000 euro tramite fatture fittizie. Appresa la notizia, nota al GIP Scaramuzza, l'assessore risponde va bene e Ormenese ribadisce che l'ulteriore cifra esula dalla fattura già emessa. Ma le intercettazioni non finiscono qui, nell'ordinanza ne viene riportata una specifica tra il sindaco Brugnaro e l'assessore Boraso in cui il primo cittadino gli dice tu non mi ascolti, devi stare attento. 17 marzo 2023. Il sindaco Luigi Brugnaro striglia all'assessore Renato Boraso. Tu non mi ascolti, tu non capisci un cavolo, mi stanno domandando che tu domandi soldi, tu non ti rendi conto, rischi troppo. Se io ti dico di stare attento, ti devi controllare. È un'intercettazione telefonica citata nell'ordinanza del GIP e definita dal giudice di fondamentale importanza perché il sindaco fa presente a Boraso che lui chiede i soldi alle persone. Alle parole del sindaco, l'assessore intercettato replica: cambio anche il telefono. Brugnaro sbotta: ma non è il telefono, ti hanno messo gli occhi addosso, stai attento a queste robe qua, devi estirparla. In un'altra intercettazione il sindaco dice all'assessore: ascoltami, ho guardato un poco di lottizzazioni, quella di Luca che ha un sacco di robe, non ci sono gli accessi sulle strade, le ho prese in mano, adesso le sblocco il prima possibile, gli ho dato in mano tutto a lui, tu cerca di non intrometterti, lascia che la veda lui. In primo luogo, scrive qui il GIP nell'ordinanza, il sindaco conferma di aver preso in mano delle lottizzazioni che le sbloccherà il prima possibile, citando espressamente quelle di Gianluca Vidal a Rione Pertini, però intimando perentoriamente Boraso di non intromettersi avendole affidate ad un'altra persona. Fin qui dunque l'inchiesta veneziana, noi adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo con altra cronaca tra poco. Ritorniamo in diretta con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Andiamo alla cronaca dunque. C'è stato un incidente ieri sera a San Giorgio delle Pertiche con un motociclista trevigiano rimasto incastrato sotto un furgone. Con la moto è finito sotto ad un furgone, accaduto ieri sera a San Giorgio delle Pertiche all'incrocio tra via Fornaci e via Momi. Un motociclista di 24 anni di Conegliano in sella alla sua 125 si è scontrato all'improvviso contro un furgone Fiat Ducato. Secondo una prima ricostruzione, il conducente del furgone in fase di svolta a sinistra non si sarebbe accorto dell'arrivo dal senso opposto della moto. Il motociclista ha tentato una manovra disperata per evitare il mezzo, ma non ce l'ha fatta. Per liberarlo sono intervenuti i vigili del fuoco
che lo hanno affidato poi alle cure dei sanitari del 118. Allertato anche l'elisoccorso arrivato da Padova. In un primo momento le condizioni dell'uomo erano apparse disperate, poi con il passare del tempo la situazione è migliorata. Il giovane è stato portato all'ospedale di Campo San Piero, non è in pericolo di vita. Illeso l'autista del Ducato, che è risultato negativo all'alcol test. Doppio sequestro di stupefacenti da parte dei carabinieri, 6 piante di cannabis coltivate in un campo di Ponzano e più di un etto di stupefacente nell'abitazione di un 48enne a Quinto. 2 rinvenimenti casuali di droga da parte dei carabinieri. Una prima segnalazione è da via Oliviero Forzetta, a Ponzano Veneto. Mentre stava sistemando il suo terreno, un 42enne di origini kosovare ha notato della vegetazione sospetta. Tra la sterpaglia sono state rinvenute dai militari dell'Arma ben 6 piante di marijuana alte circa 1,5 metri. La coltivazione è ora sotto sequestro, ma il proprietario resta ignoto. A Quinto di Treviso, invece, nella giornata di ieri è arrivata una chiamata da parte dei vicini per segnalare un litigio particolarmente animato tra una coppia di fidanzati. I carabinieri, una volta sul posto, hanno scoperto all'interno di una stanza dell'abitazione dell'uomo circa 125 grammi di marijuana e una quantità minima di eroina. Sequestro immediato con il 48enne che è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti. Veniamo alla politica adesso. Istituita ieri in Consiglio regionale del Veneto la giornata dell'autonomia, fissata per celebrare ogni anno il referendum del 2017. La proposta è stata approvata con i voti della maggioranza, mentre dopo un acceso dibattito le opposizioni sono uscite polemicamente dall'aula e non hanno votato. Una polemica ribadita ieri sera a Ring, quando la deputata trevigiana del Partito Democratico Rachele Scarpa ha usato toni molto forti su referendum e riforma. Mi sembra assurdo che si arrivi a voler istituire una giornata di ricordo per celebrare quello che secondo me è stato un referendum truffa, perché intanto non è stato sicuramente quello a dare l'input a Calderoli, era un quesito a dir poco tautologico, tanto che io per la prima volta in vita mia quella volta feci campagna per l'astensione, rivendicando l'inutilità e lo spreco di denaro pubblico che costituiva quel referendum. Veneta, onorevole, si sente veneta? Io mi sento veneta, ma non mi interrompa. Si sente di rappresentare i veneti. Aspetti, Sandora. Non mi interrompa. Fermi, dai, che abbiamo pochissimo. Guardi, referendum truffa è un titolo forte, cioè, una dichiarazione forte. Assolutamente sì, e anche autonomia truffa, perché mentre l'autonomia potrebbe essere un'istanza di valorizzazione delle peculiarità di ciascun territorio, l'autonomia di Calderoli non è mica questa cosa qui. Innanzitutto non c'è una risorsa per garantire un quadro generale di uguaglianza che renda sostenibile. Voglio ben vedere, se si racconta ai veneti che questa autonomia ci farà comodo, secondo me si dice una bugia. Ma perché lei non accetta il risultato della maggioranza dei veneti? Mi spieghi questo? Lei è una rappresentante dei veneti, no? Lei perché non accetta un risultato di un referendum elettorale che è stato svolto, che è stato pagato interamente dal Veneto, perché il governo centrale rappresentato da Renzi l'ha fatto pagare interamente dal Veneto, non ci ha dato neanche la tessera elettorale, ha messo i bastoni sulle ruote fino all'ultimo momento. Ora torniamo a Treviso con 2 coniugi sfrattati lo scorso 13 giugno per morosità, oggi ospitati da un privato cittadino che chiedono con forza l'intervento dei servizi sociali. Casa, sfratti, persone in situazioni di fragilità. A Treviso il problema dell'alloggio sta diventando sempre più prioritario e ogni settimana esplode un caso, con persone che finiscono in mezzo alla strada da un giorno all'altro. Come è successo ai coniugi Manganaro, entrambi invalidi certificati, che lo scorso 13 giugno sono stati sfrattati dalla loro abitazione di proprietà di un gruppo finanziario privato. Il comune ha pagato per loro un albergo a Preganziol per qualche giorno, ma di più non poteva fare. Oggi ad ospitarli ad oltranza è un privato di 77 anni, il signor Filiberto Marra, ex bancario, che si è offerto di dare loro sistemazione pur non conoscendoli. Nel frattempo il signor Antonino ha fatto richiesta di una casa a prezzo agevolato. Ho incontrato il sindaco Conte l'altro giorno, mi ha detto come andavo, io ho riferito che abitavo da un amico
e che è molto arrabbiato perché il comune non ci interessa ancora di noi. E lui mi ha risposto che verrà fuori questa graduatoria, doveva venire fuori i primi di luglio, ancora non è venuta fuori, ha detto che si interessava per vedere in graduatoria come ero messo e che cercava di aiutarmi, solo questo mi ha detto. Vai. I servizi sociali hanno anche promesso 400 euro al mese ai Manganaro, ma per ora questo denaro non si è visto. E anche la Chiesa, interpellata, non ha saputo aiutare la coppia di anziani. Io sono offeso personalmente, da questo non interessa niente il giudizio delle persone, da questo fatto che non ci sia riconoscenza, riconoscimento di uno che ha lavorato, che ha costruito una casa, ha avuto figli e adesso viene trattato da pezzente che va sulle strade e muori. Auguri. E fra pochi giorni il problema potrebbe riesplodere con una coppia di origine marocchina ma con cittadinanza italiana con 2 figli minori che ha lo sfratto previsto per il 5 agosto. Hanno dovuto vendere la casa all'asta lo scorso anno perché non potevano più pagare il mutuo. Il 2 luglio ho fatto appuntamento con le associazioni sociali, con Gaia, e c'è la stessa parola, non c'è soluzioni, per il momento non c'è casa, non c'è qua. Oltre 3.500 persone hanno partecipato alla 4 giorni del Festival di Giavera che si è concluso nei giorni scorsi. Grande soddisfazione, ma ora si guarda al futuro. Traccia un bilancio positivo Don Bruno Baratto dei primi 30 anni del Festival di Giavera che si è concluso nei giorni scorsi. Oltre 3.500 persone in 4 giorni che hanno regalato grandi soddisfazioni agli organizzatori e a tutti gli entusiasti volontari come Selina, indiana del Kerala, ma da 15 anni infermiera a Cafoncello, che ha organizzato una sessione di balli indiani. È stato veramente un piacere, ho visto tanta gente, proprio italiani, anche tutti altri paesi, non aspettavo così tanta gente a Giavera, è prima esperienza per me, vorrei continuare in futuro anche. Proposte culturali, musicali, artistiche ed enogastronomiche per un festival che da sempre abbraccia la cultura dell'integrazione, dell'accoglienza e del rispetto, ma che ora guarda al futuro aprendosi via via tappe sempre più itineranti. Si parte in agosto e si fa rotta verso Lampedusa. Dall'avamposto Lampedusa questo viaggio simbolico toccando alcuni posti anche questi simbolici dell'Italia, l'Agropontino, Cutro, Riace e poi Lampedusa, il posto per cui sono passati anche un certo numero di migranti che poi sono diventati ospiti della casa di accoglienza di Giavera, da dove è partito il festival. Avremo anche altre 2 iniziative, una a Sant'Orso, in conclusione di a concludere una manifestazione che è organizzata dall'amministrazione comunale, e un'altra tra Montebelluna e Treviso con una proposta di danze che vengono dai Balcani. E poi ancora un pozzo d'acqua da costruire in Marocco e altre collaborazioni con il Festival della Legalità di Pordenone. Il prossimo anno, in maggio, un viaggio in Senegal con Jean Moral, l'organizzazione africana che affiancherà il festival. L'idea è un giorno di riportare tutto al territorio per affrontare insieme le sfide che si pongono davanti. Quel territorio che ultimamente è flagellato dallo scoperchiamento di sacche di caporalato che però non sorprendono Don Bruno. Si sorprende chi non conosce il territorio. La cultura adesso ci porta al Museo Bailo di Treviso, dove aprono 10 nuove sale in mostra 380 opere donate nel tempo da cittadini amanti dell'arte. Ha inaugurato al Museo Luigi Bailo Donazioni e Donatori, un nuovo percorso espositivo permanente che si sviluppa in 10 nuove sale. Opere e snodi culturali, frutto di notevoli lasciti ai musei civici da parte di una serie di benefattori della città. 380 opere tra sculture, pitture, grafiche, incisioni e via dicendo, veramente un patrimonio enorme che mettiamo finalmente a disposizione del nostro pubblico. Lo preciso, si tratta solo di una piccola parte delle tante opere che abbiamo ricevuto in donazione e che un po' alla volta faremo conoscere al nostro pubblico con delle esposizioni che a rotazione potranno veramente farsi conoscere. Dalla Galleria dell'Ottocento, allargata a un ulteriore grande salone, il visitatore incontrerà la preziosa raccolta di opere donate da Sante Giacomelli nel 1874. Qui, assieme a celebri esempi di romanticismo storico, spiccano i lavori di Vincenzo Abbati, Giuseppe Bernardino Bison, Rosa Bortolan e molti altri. A fare da prezioso contesto una serie di ceramiche artistiche realizzate nell'Ottocento dalla manifattura trevigiana Fontebasso.
Un'altra sala è dedicata ai ritratti dei donatori, un'altra agli autoritratti degli artisti in mostra al museo, tra questi Luigi Serena, Tony Benetton, Renato De Giorgis e Juti Ravenna. E poi ancora un percorso dedicato al gigantismo dell'arte, quello di Martini, Carrà, Campigli, ora testimoniato anche con le opere di Achille Funi, fino ai grandi bozzetti per il monumento ai caduti di Treviso. I nostri cittadini, i nostri donatori riconoscono nell'istituto una reputazione e un prestigio per cui sono felici di donare o prestare e dare in deposito a lungo termine le loro opere, perché vedono la capacità di valorizzarle e di farle conoscere in maniera appropriata, e questo ci riempie di orgoglio. Cultura come volano, anche per il turismo, per una città che cresce sempre di più. L'offerta culturale è fondamentale per poter creare, per poter dare dei motivi in più per venire e per restare qualche giorno qui a Treviso. E questa mattina al municipio di Villorba il sindaco Francesco Soligo e il presidente dell'ISRA Mauro Michelona hanno consegnato alla signora Bianca Schiavoni il documento di onorificenza di cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto di suo nonno Albino Schiavon, uno dei leggendari ragazzi del 99. Si tratta dei coscritti di leva italiani che nel 17, al compimento dei 18 anni, furono mandati in prima linea sui campi di battaglia della Prima Guerra Mondiale. Il documento con cui viene concessa l'onorificenza è stato ritrovato casualmente dal presidente dell'ISRA Michelon mentre riordinava alcune stampe ritrovate nel piano interrato dell'RSA Casalbergo Salce a Treviso durante dei lavori di manutenzione. Tra questi gli è capitata tra le mani sia l'onorificenza sopracitata che la lettera del Ministero della Guerra datata 11 aprile 1931 che autorizzava Albino Schiavon a fregiarsi dello speciale distintivo d'onore per i mutilati di guerra. Aveva perso in battaglia infatti parte di un piede. E adesso andiamo alle notizie dal Bellunese. Partiamo dal nuovo prefetto di Belluno perché ha un'agenda fittissima di appuntamenti. Antonello Rocco Berton in carica da lunedì, oggi l'incontro con la stampa, sul tavolo le questioni di primario ordine per la provincia a partire dalle Olimpiadi. Antonello Rocco Berton sarà il prefetto delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026. La nuova e più alta carica dell'ente territoriale di governo ha assunto il proprio incarico a Palazzo dei Rettori, una fittissima agenda istituzionale e un calendario di incontri già fissati per affrontare le prime spinose questioni, i Giochi 2026, migranti, viabilità. Sono questioni molto importanti che andremo a fronteggiare nel corso dei prossimi giorni, dei prossimi mesi, proprio per l'imminenza di questi eventi che interesseranno la provincia, in particolare chiaramente le Olimpiadi, con alcune problematiche che mi sono state già rappresentate. Fra le prime in ordine di importanza quella dell'alloggiamento delle forze di polizia a Cortina durante le Olimpiadi. Il predecessore Savastano aveva fatto pubblicare un nuovo bando per la ricerca di alloggi e ora, oltre ai tavoli già avviati, della questione sono stati investiti i vertici ministeriali. Ci sono state già delle interlocuzioni chiaramente con il Ministero in tal senso e l'obiettivo è chiaramente quello di trovare al più presto una soluzione compatibilmente con le esigenze chiaramente anche di alloggiative di altra natura naturalmente. Cercheremo di fronteggiare l'importanza dell'evento che sarà vetrina per Belluno e l'Italia intera, dice il prefetto, che a brevissimo convocherà un incontro a Cortina per verificare le criticità. Sul tavolo le questioni cantieri PNRR e migranti. Il fenomeno migratorio per quanto riguarda l'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale per la provincia di Belluno è diciamo abbastanza limitato e al momento non registra problematiche di garantire appunto l'accoglienza a chi ne ha diritto. Durante l'incontro con la stampa il prefetto Rocco Berton, che nel 1989 proprio a Belluno assunse il suo primo incarico da vice consigliere della prefettura, ha annunciato che a breve sarà inaugurato il nuovo centro di coordinamento soccorsi alla caserma dei Vigili del Fuoco, la cui realizzazione è oramai alle battute finali. Alta l'attenzione sulle possibili infiltrazioni della malavita organizzata in provincia e sulla sicurezza più in generale. Non ci sono segnali di particolari fenomeni che possono creare allarme e destare allarme sociale. Sono fenomeni che si registrano, però sono molto limitati.
Circolava senza assicurazione, autobus turistico fermato dalla polizia locale di Belluno. È quanto avvenuto nei giorni scorsi nell'ambito di un normale controllo stradale effettuato dagli agenti di via Gabelli, che hanno fermato un autobus turistico in transito. Dagli accertamenti è emerso come lo stesso risultasse circolare privo della copertura assicurativa scaduta alcuni mesi prima. Al momento del controllo non c'era nessun passeggero a bordo. Immediata la contestazione con relativa salata sanzione, 606 euro, e la decurtazione di 5 punti della patente. Il pullman non è stato sequestrato perché la società di trasporto ha subito provveduto ad assicurare il mezzo e a pagare la multa. Mauro Corona, ora cantore della natura e delle tradizioni della montagna, ieri sera ha dato il meglio di sé a Ring, ospite con il dottor Vito Fantin del vice direttore di Media Nord-Est Ferdinando Avarino. I temi del vivere in montagna al centro del dialogo durato un'ora. Se hai bisogno, chiama. Si affida al titolo del libro di Raymond Carver, uno dei massimi narratori del Novecento, Mauro Corona, disponibile a raccontare ancora la vita così com'è, tanto schivo e all'apparenza burbero quando lo si incontra, quanto affabulatore dal piccolo schermo. Ieri sera a Ring, ospite di Ferdinando Avarino, assieme al dottor Vito Fantin, che lasciati i panni dell'imprenditore a 65 anni si è laureato in medicina per assistere la gente delle terre alte, Corona ha parlato delle sue montagne e di come oggi si va, purtroppo, in montagna. Ho visto una famiglia con un bambino di circa 2 anni a fare il sentiero d'Urissini nei Cadini di Misurina senza un ombrello, questo bambino nello zaino, se cambia il tempo in 3 minuti e viene un temporale, questi sono morti i bambini, neanche un ombrello, un qualcosa per proteggersi casomai. Ecco, allora informare, educare. E, ha detto Corona, più che difendere la montagna bisogna tutelarla e portarle rispetto. La natura mai si ricorda, diceva Pessoa, perciò è bella. Non è che dove è venuta l'alluvione la natura si ricorda lì non devo più andare. No, torna e come. A ricordare che dobbiamo ridisegnare il nostro modo di vivere spogliandoci della modernità estrema per coltivare la memoria. Quella indelebile del Vajont è storia e monito per la comunità bellunese che con quella di Trento hanno ingaggiato una battaglia di civiltà contro la diga del Vanoi. Molti anni fa facemmo una manifestazione lì per questa diga del Vanoi, perché non è da recente l'idea del Vanoi. E mi ricordo che c'era Marco Paolini, c'era Manolo, eravamo un bel gruppo di persone. Ecco, dove arriva l'uomo ruba l'acqua e tutto questo lo campano come bisogno di energia, sono d'accordo, però devi stare attento a non rovinare, perché qui è stata spazzata via l'umanità della gente che stava qui. Però sono sicuro che se hanno in mente di farla la diga, la faranno in qualsiasi modo. L'appello di Mauro Corona è una chiamata generale al riguardo di queste terre e delle vite umane che hanno pagato per la smodata e biasimevole avidità di pochi. Al Vajont, come in Val di Stava, dove il 19 luglio si ricorderanno i 39 anni dall'inondazione causata dall'instabilità delle discariche della miniera di fluorite di Prestavella. Ribelliamoci, perché noi quando ci danno le partite di calcio, le gare della Ferrari, ci ammutoliscono, ci basta quello, dobbiamo ribellarci. Voltiamo pagina, è partita la demolizione dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco a Belluno, a Mussoi, dove sorgerà la cittadella degli uffici comunali ora dislocati in via Marisiga e delle associazioni. Un investimento complessivo di 5 milioni di euro, interamente finanziato dai fondi PNRR. Il cantiere è partito ieri, alla fase di demolizione seguirà la predisposizione dell'area per la costruzione del nuovo edificio. Il termine dei lavori è fissato alla fine del 2025. Adesso un argomento più leggero, perché inizia venerdì sera al Teatro Buzzati la rassegna estiva di musica organizzata dal Comune di Belluno con la collaborazione attiva di diverse realtà culturali della città e sarà un avvio col botto. Il Don Giovanni, la superba opera lirica in 2 atti di Mozart, aprirà la 3ª edizione di Restate in città, la rassegna di musica organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Belluno con i musei civici e la collaborazione attiva di diverse realtà. La musica, come diceva qualcuno, serve a elevare lo spirito degli uomini e ovviamente unifica. Mai come in questi tempi c'è la necessità di essere collanti sotto profilo culturale e quindi nello specifico musicale nei confronti della o delle popolazioni. Dall'opera al folk,
dalla musica sacra a quella pop, con un evento il 23 agosto a Palazzo Fulcis, patrocinato dal Consiglio regionale Veneto, promosso dall'Associazione Musica e Cultura, che proporrà un viaggio tra i più grandi successi della musica italiana rivisitati in chiave contemporanea. 2 mesi di appuntamenti dal 19 luglio al 14 settembre. Questa logica di collaborazione a livello non solo nazionale, perché ci sarà anche un gruppo bulgaro che già ha attività con noi da parecchio tempo, che offrirà nella sede prestigiosissima della prefettura di Belluno il 1° di settembre un concerto lirico dal rilevante spessore d'intesa con l'Istituto di Cultura bulgaro. Meraviglie della musica unite alla bellezza dei luoghi più suggestivi della città. Abbracceranno tutti i luoghi più importanti e più belli della cultura bellunese. Ci sarà la possibilità per il visitatore locale e fuori città non solo di apprezzare questa proposta culturale, ma anche di ammirare le bellezze infinite della nostra meravigliosa città. Dalla cerimonia solenne alla benedizione per la città, Venezia rinnova il voto secolare per la liberazione dalla peste. Domenica 21 luglio dalle 19 in diretta su Antenna 3 la Santa Messa celebrata dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, dalla Basilica del Santissimo Redentore alla Giudecca. Per l'occasione il telegiornale di Treviso andrà in onda dopo la celebrazione. È tutto per questa sera, io vi ringrazio come sempre di averci seguito, a tutti una buona serata, arrivederci.